Nell'ultimo anno ci siamo accorti che la crisi economica che attanaglia le nostre famiglie ha messo in così grave difficoltà la possibilità di essere assistiti che ormai numerose famiglie fanno fatica a sostenere anche il costo del ticket. Per venire incontro allora all'esigenza di garantire la continuità di un sistema solidarista e universalista che consenta a tutti di poter accedere ai servizi senza essere discriminati a causa delle difficoltà che possono nascere nel lavoro, la nostra azienda ha pensato di attivare quello che chiamiamo l'ambulatorio solidale. È un ambulatorio fatto dai nostri medici, gli stessi medici che tutti i giorni lavorano in corsia, che danno delle ore volontarie, quindi fuori proprio l'orario di servizio, e si mettono a disposizione i nostri specialisti per tutte le esigenze di tipo diagnostico e di inquadramento terapeutico per quelle realtà familiari che in qualche modo hanno grosse difficoltà economiche. Lì dove non sarà possibile proseguire la diagnostica se non attraverso l'utilizzo delle grandi macchine aziendali, vedi la TAC piuttosto che la risonanza magnetica o l'endoscopia o le ecografie, a quel punto il nostro paziente potrà seguire il normale iter diagnostico-terapeutico sapendo che esisterà un fondo aziendale sostenuto dal fundraising, quindi dal volontariato, che consentirà di pagare automaticamente il ticket senza gravare sui bisogni della famiglia. Le persone che devono utilizzare questo tipo di servizio chiameranno un numero verde in modo tale che verranno inseriti in un ambulatorio collocato sulla piastra dell'ospedale di Conegliano in 2 giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 19.